vorrei informarla di questo, consigliera. Guardi che, adesso non vorrei tornare lì, ma il vostro assessore alla sanità in comune di Udine sta chiudendo gli ambulatori di quartiere. Io chiedo al consigliere qual è la posizione dell'azienda sanitaria sugli ambulatori di quartiere. Non è che la nuova amministrazione del comune di Udine si è insediata e ha deciso che quella roba lì non andava bene. Adesso si trova in difficoltà a portarla avanti, ma perché l'azienda sanitaria ha una posizione su questi servizi. No. Cioè, l'idea è buona, lo confermo, è la nostra idea, la capacità di metterla a terra non c'è, e non c'è non per l'azienda sanitaria o per altri soggetti, perché attenzione, non c'è perché l'amministratore... non hanno le dipendenze dei medici, l'amministratore è incapace, mi spiego. Questo è un servizio che l'amministrazione dovrebbe, a nostro avviso, offrire ai cittadini. L'azienda sanitaria ha altro a cui pensare, ha altre idee. Questo è un servizio che l'azienda sanitaria dovrebbe offrire ai cittadini. È un servizio che l'assessore alla sanità, con il supporto dell'azienda sanitaria o di altri soggetti, utilizzi altri soggetti. Dal nostro punto di vista l'assessore deve rispondere ai cittadini. E non ho sentito comunque, rispetto alla domanda che è stata posta, qual è il giudizio del PD sull'assessore Gasparini. Io voglio sapere che giudizio ha il PD sul suo assessore, che dal mio punto di vista è incapace. Che dal suo punto di vista sei incapace, questo mi pare che l'abbia detto con chiarezza. Vorrei fare un appello al sindaco Dettoni. Può, sindaco, portarci la Celotti come assessore al sociale e non lasciarci Gasparini? Ho già dato. Se gentilmente ci porta la Celotti, secondo me guadagniamo qualcosa. Ho sentito un giudizio personale su un assessore a partire da elementi che poi, andando ad approfondire, l'abbiamo fatto, non sono neanche un elemento di dipendenza dalla posizione dell'assessore.